Sì, dopo vi ricordate l'ultimo video che ho fatto che un gruppo nato su Facebook voleva andare alla famosa Area 51 e andare in massa per vedere se ci stavano gli alieni oppure no. Quindi diciamo che già sui social si era scatenata tutte queste firme, tutte queste diciamo iscrizioni per andare tutti quanti insieme a vedere nell'area 51 cosa ci sta. Quindi già avevano raggiunto 400.000 iscritti, quindi immaginate se davvero andassero lì a vedere all'area 51 se ci sono gli alieni o no. Ha detto che volevano assaltare l'area 51, entrare dentro e vedere che cosa c'è. Dopo questa notizia che già vi avevo annunciato, ora hanno fatto un'altra pensata spettacolare. Stavolta, ciao Alessandro, tutto bene? Sì, Alessandro. Stavolta hanno cercato di fare un'altra cosa. Adesso vogliono andare tutti nel famoso, diciamo, stanno organizzando una missione nel triangolo delle Bermude, cioè vogliono andare lì per vedere cosa ci sta. Cioè adesso stanno organizzando questa cosa per vedere se non troviamo gli extraterrestri, perlomeno andiamo a vedere che cosa ci sta nel famoso triangolo delle Bermuda. Ma non lo so, guarda, stanno cercando di andare un po' dappertutto, stanno sui Facebook. No, stavolta non corrono, quindi si devono attrezzare, roba subacquea, chi porterà ci vogliono navi, quindi un casino proprio, quindi anche perché hanno creato una pagina di raccolta nel tentativo di raccogliere diciamo più o meno 75.000 dollari, quindi diciamo che vogliono fare musica dal vivo, quindi non si capisce niente ragazzi, questi davvero non stanno bene. Quindi diciamo che loro vogliono andare lì e capire se davvero ci sta qualche forza che come in passato ricorderete che sull'area diciamo in questo triangolo delle Bermuda tante navi oppure aerei sono scomparsi misteriosamente e quindi loro se non riusciranno ad andare nell'area 51 vogliono andare nel triangolo delle Bermuda perché dicono così là non ci possono dire nulla perché l'area 51 giustamente è del governo, allora loro dicono il triangolo delle Bermuda. Ancora nulla Alessandro, non ho trovato nulla di che. Quindi sì, sicuramente si perdono alle Bermuda e quindi vogliono fare un fondo per comprare una nave, andare tutti insieme e trovare e andare in questo triangolo e vedere se scompaiono anche loro. Quindi pensa che follia che vogliono fare, questi davvero stanno proprio da fuori, davvero nel vero senso della parola. Loro hanno detto che questi soldi saranno usati solo per giustamente per imbarcazioni, per tutta questa roba e quindi non si tratta di una truffa, vogliono andare davvero su questo triangolo delle Bermude. Quindi in effetti non lo so se sarà così, ma comunque ragazzi, se saprò qualcosa, bravo, la prossima volta vanno sulla luna, bravo, secondo me sì. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti.